Un caro saluto a tutti gli amici amanti della cultura, in particolare della musica classica, per questa nuova serata in onda su Radio Veneto 1, Caffè TV 24, i social e, importantissimo, tutte le emittenti, sia radio che TV, collegate in tutta Italia in simultanea, per dare sostegno a voi che siete costretti a casa, come al mondo della cultura, fermo del tutto, e alle nostre imprese che operano nell'informazione locale. Anche noi siamo immersi in un momento di grave crisi che rischia di portarci all'estinzione. Le nostre sono serie realtà di informazione ed essere di ambito locale non è un diminutivo, ma vuol dire gestire il rapporto reale con il territorio, con voi. Un servizio tutelato dalla Costituzione. Le nostre sono tutt'altro che realtà di televendite o di tarocchi o telefonate a pagamento di, chiamiamolo, amore virtuale. Peraltro, lavoro e come tale degno della massima dignità. Anche le nostre realtà sanno essere presenti in momenti istituzionali di grande rilievo. È dovere, e riteniamo sia nostro dovere, commemorare la giornata della memoria, la strage di innocenti perpetrata su scala internazionale dal nazifascismo, giornata corsa il 27 gennaio passato. Ma con essa commemoriamo anche la giornata del ricordo del 10 febbraio, tragico evento nazionale, per non dimenticare le vittime fatte sparire nelle foibe del Carso e dell'Istria, altra dissennata pagina della nostra travagliata storia da non dimenticare. Abbiamo unito questi due momenti proponendo il concerto dei solisti di Radio Veneto 1 che hanno tenuto al Teatro Comunale Mario del Monaco di Treviso il 21 maggio 2019 con un, a modesto avviso, programma confacente. Ma prima diamo la linea a Sloga TV di Gorizia, realtà che si occupa di informare anche la minoranza di lingua slovena, molto presente nell'estremo oriente del nord d'Italia. Linea a servizio. Da Gorizia, città confinante con Nova Gorica in Slovenia, due città riunite sotto il titolo Nova Gorica e Gorizia, capitale europea della cultura 2025. Vada a tutti un cordiale saluto da parte dell'equipe dell'emittente televisiva Sloga TV. L'emittente, con sede operativa in via Paradimon-Riva, numero 8, nel cuore del comune di Gorizia, è una città tranquilla, a pochi chilometri distante dal mare e dalla montagna, attraversata dal fiume Isonzo, testimone delle cruente 12 battaglie dell'Isonzo durante il primo conflitto mondiale. È nata in seno all'associazione Razloga Promos Culture, costituita di fatto nel 1996 e ufficializzata con atto notarile in data 31 gennaio 1997. L'emittente trasmette su LCN 692 del MUS della società Canale 6 TV M con sede in Staranzano, Gorizia. Brutta notizia di questi giorni, a Sloga TV sono stati spenti i canali dal Ministero. La responsabile della TV, la signora Maria Ferletic, 85 anni ma ancora carichi di grinta e volontà di farsi valere, come tutta la comunità di lingua slovena, priva di un suo punto di riferimento per l'informazione, credo, e credo proprio di non sbagliare, debba andare tutta la solidarietà delle più prestigiose imprese di informazione locale che amano la cultura. Bisogna tener duro. Ma eccoci al programma.
Di Johannes Brahms, il concerto per violino e orchestra opera 77, violino solista, il grande talento che avete già conosciuto e che risponde al nome di Paolo Tagliamento. Seguirà di Felix Mendelssohn Bartholdy la Sinfonia numero 4, opera 90, detta l'italiana. A dirigere un altro grande talento, Massimo Raccanelli. Buon ascolto. Per la giornata del ricordo, in commemorazione di tutte le vittime uccise nelle foibe dell'Istria e del Carso, verrà eseguito il concerto per violino e orchestra opera 77, composto da Johannes Brahms all'età di 45 anni. È il suo primo lavoro concepito, e da subito, quale vero e proprio concerto. Per Brahms, a quell'età, era una sorta di ideale rincorso con fatica, non senza l'onere di qualche delusione, e ne è sortito un capolavoro, divenuto nel tempo a seguire uno dei più ambiti e vittoriosi cavalli di battaglia per i più grandi violinisti, e questo ancora oggi.
di Johann Sebastian Bach, Sarabanda.
Per la giornata della memoria, in commemorazione di milioni di vittime, gran parte del popolo ebraico, ma non solo, un celeberrimo brano dedicato alla nostra nazione da Felix Mendelssohn Bartholdy. Il grande musicista è nato in una agiata famiglia dell'alta borghesia ebrea e ha soggiornato a Venezia, a Napoli e a Roma. Il brano che vi proponiamo, la Sinfonia numero 4 in La maggiore, opera 90 detta l'italiana, è uno dei suoi migliori esempi di composizione. Un sensibile pensiero a tutti quei geniali artisti del suo talento, e sono davvero molti, rimasti vittime di un tragico trascorso storico, criminale e incancellabile.
Ci auguriamo di avervi fatto trascorrere un'oretta e mezza circa di buona musica classica. Ci auguriamo di avere onorato la giornata della memoria e la giornata del ricordo in modo adeguato. Grazie per il vostro ascolto e grazie a tutte le emittenti, le più importanti emittenti di informazione locale, che hanno condiviso questa nostra passione per la cultura, questa nostra volontà di dare sostegno alla cultura, di dare sostegno a voi costretti a rimanere a casa senza l'auditorium, senza il teatro, senza la possibilità di andare al concerto in chiesa. Speriamo di aver fatto il nostro dovere con dignità. Grazie e alla prossima.